Dal 1° luglio sulle spiagge di Bibbione c'è il divieto di fumare. Un'ordinanza che ha dall'inizio destato qualche perplessità tra i bagnanti, ma poi tutto sommato hanno quasi tutti, possiamo anche dirlo, preso il divieto come una cosa buona, e quindi da oggi sulle spiagge del Veneto, di questo comune, non si può più fumare una sigaretta. Alla fine lo smog c'è ovunque, quello è vero, però vabbè, non ha importanza. Molto d'accordo sul divieto di fumo, però vedo che non tutti lo rispettano. Spiagge di Bibbione vietate ai fumatori. Guai a farti beccare con una sigaretta tra le mani, che son dolori. 50 euro di multa non te le leva nessuno. E la delibera comunale varata dal 1° luglio dal sindaco di San Michele al Tagliamento sembra produrre i suoi effetti. Al mare si viene a respirare aria salubre e non la puzza di nicotina. Chiare, fresche e dolci acque, recitava Francesco Petrarca, eppure c'è chi prova a fare il furbetto oppure si scusa con la consueta risposta: ma io non sapevo. Hanno detto subito che nei chioschi si poteva fumare, per cui noi siamo salvi, diciamo. La gente viene, si avvicina ai chioschi e un po' imbarazzata dice: qua si può fumare? Sì, si può fumare. Soddisfatto il sindaco Pasqualino Cadognotto, che recita il De Profundis per i fumatori e alza il vessillo di comune, primo in Italia ad aver applicato il divieto su 9 chilometri di spiaggia e seguito da altre amministrazioni del bel paese. Un segno di civiltà, questo è il segnale. Noi non vendiamo un divieto, vendiamo un'opportunità. Nel senso che noi diciamo ai nostri turisti: dateci una mano a far sì che la spiaggia non abbia fumo e respiriate l'aria del mare pura, che poi è il motivo per cui siete venuti nella nostra località.